Ecco, imbottito di mais e Tiger, però la pancia piena. Cazzo, è gigante, no? Da 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 da. Ecco la cosa nell'occhio, che cos'è? Oh, forse cieco. No, cieco di solito sono bianchi. Ci siamo ragazzi. Partiamo così, con un bel amurosso. Dopo vi facciamo vedere l'innesco. Tanto per i più attenti sicuramente sapranno già. E nulla, un bel pezzettino. Direi che andiamo al rilascio, che comunque, come ben sapete, sono sempre pesci delicati. Sì, vuoi sì. Il lucchino in canna. Non abbiamo fatto in tempo a rilasciare l'amur, che è partita. E mi sembra che vada un po' troppo veloce, eh. È sicuro non un gatto, ma va troppo veloce. Ci ha fatto uno scatto tutto a sinistra. Bene ragazzi, oggi io e il Macolino, sessione ai laghi del Rosarietto. Scusate ragazzi se sentite il fiatone, ma quell'amur mi ha fatto sudare. Tanto Luchino, ci vuoi dire un attimo con che tecnica? Amore, anch'io. E niente ragazzi, questa sessione long casting per me e il Macolino, canna sparata a 34 lunghezze. È finito di pasturare, partita Michael, partita anche a me, non abbiamo ancora fatto il video introduzione, ma penso che sarà quello lì dell'Amur. E questa l'abbiamo presa con Tiger e Abba. Pop up. Let's go! Grandissimo. Dopo sicuramente, per più attenti al canale, ci fai un'illustrazione di queste cannine, eh? Dopo ve le spiego. Perché sì, le hai presentate Sì, in modo molto veloce. veloce. Insomma, i ragazzi vogliono sapere gli acquisti che fai. Vi lascio comunque il video di Ghost qua, se non l'avete ancora visto. È stata una bella sessione di dicembre. Freddo da porco. Sì, ci siamo congelati i panetti, pioveva. Scheiser a parte. Scheißen! Bene. Questo è molto più vivace di quello che hai preso te. Però Beh, sono sicuro che prenderlo là fuori è aggressivo questo. è aggressivo il signorino. Lo facciamo cantare qui il Daiva. È più piccolo del tuo, ma questo è aggressivo. Ecco, cerco di mostrarlo, ragazzi. In questi casi è sempre meglio tenere la frizione leggermente aperta, perché come avete visto Ripartenza in sottoriva. sono fulmine. Dai! Niente. Ecco, appena detto, eh. Questo qua appena tocca la rete del guadino, figa, scappa, salta. Ma comunque, parlando dell'innesco, innesco secco, quindi non una bombetta. Questa è cacciata innesco, sì, secco, senza bombetta. Le altre due invece c'ho la bombetta un po' più corte, perché non ci sono arrivata a 34 lunghezze. Qui ragazzi, noi siamo sinceri. Dai, 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 ancora! Sto merda! Ne ha. Sto bastardo maledetto!
Dopo comunque ci fai vedere anche il terminale e ce lo spieghi per bene. Comunque per chi ci segue sa che io amo alla follia il combi rig. Quindi combi rig molto semplice con un Amo Carpras del 6. Adesso è nostro, Eccolo, è dentro. Adesso è morto. E andiamo. Ci siamo, let's go! Ecco ragazzi, non finirò mai di dirlo anch'io. I pesci quando li sollevate dall'acqua, non dentro il guadino. Sacca, come questa che vi sto indicando. Mantenimento, pesatura, va bene. Passate il pesce dentro come sta facendo Luchino, perché è più sicuro, gli fate molto meno danno. C'è specie con gli amur che sono particolarmente delicati, che senso ha andare a rischiare di fare male a un pesce perché non avete voglia? Sì, perché avete fretta. Non avete voglia, dite la verità, perché lo sappiamo. Però so anche che tanti di voi ascoltano i nostri consigli e lo fanno, quindi bravi. Michael, mi fai una cortesia, mi segui con la canna? C'ho mica la tua forza io. Andiamo in fase di culla. Ottimo. Ehi, gringo! Vedete ragazzi, l'amur si agita in culla, quindi mi raccomando, prestate la massima attenzione perché sono pesci molto delicati. Bagnatelo sempre. Aggressivo. Facciamo qualche fottina. Ciao. Mi raccomando, andateci a vedere anche su Instagram, sicuramente Luca vi linkerà il profilo qui sotto. Andiamo a rilascio, dai, andiamo. Sì, direi che è meglio, comunque è pesce delicato. Sì. Comunque soddisfatti, dai, contenti della cattura. Vado qui da te, rilasciarlo, non tocca neanche giù a fanno. Ottimo, occhio perché si scivola. E qui ragazzi siamo nella fase finale del rilascio, quindi sicuramente in tanti lo sanno, però Tenetelo, ossigenatelo bene, lasciatelo andare, ve lo dice lui quando parte, perché quando va bene vi lava, in poche parole. Però ecco, non rilasciatelo troppo velocemente perché rischiate che fa 2 metri, si gira pancia all'aria e non è piacevole. in teoria la cosa migliore sarebbe non farlo spanciare, però Ecco, come dicevo, vi lava, vuol dire che è pronto. Let's go! Team FS sul pezzo. Poteva andare meglio. Non è anche il cambio. Vabbè, dai. Però se non rispondo, non richiamare. Tutto chiaro, mi sembra. Vado a pescare. Vabbè, dai. Oh, per adesso uno pari. Ottimo. Luca Michaelino. Ci aggiorniamo magari con 2 o 3 dettagli riguardo alla pescata di oggi, se no ci vediamo dopo da Materassino. Buongiornissimo ragazzi. Bene ragazzuoli. Oggi siamo in sessione. Ci siamo organizzati, direi molto bene. Per il long Luchino ieri mi ha detto che tutto il pomeriggio è stato a bombette, non bombette, terminali, non terminali. Mai fatto nella mia vita preparare le cose il giorno prima, però per questa sessione diciamo corta di un giorno, ci sta di una domenica, ci sta. Sì. Mi sono impezzato così tanto, aggiungo Michaelino, una cosa che non ho mai fatto appunto preparare le cose il giorno prima, ma addirittura ho pesato le bombette col bilancino. Siamo andati sul tecnico, cioè, qua. Qui tanta roba, Cioè non mi sento di fare tutorial sulle bombette perché uno non sono pratico, però magari una chicca che per il costo irrisorio di un bilancino, perché no? 9 euro dei cinesi, bilancino tecnico-tattico, sicuramente utile per essere precisi nella grammatura appunto delle bombette. Quindi sappiamo che lanciamo circa sempre quei 120-125 grammi. Però aspetta, abbiamo parlato di bombette qua, ma non abbiamo detto ai ragazzi il tema della pescata di oggi.
Oggi ragazzi, lo vedrete anche successivamente nel video, parliamo di pesca long casting. Con long casting sottolineo, perché tanti fanno confusione, long distance casting, si parla di pesca a lancio, quindi con le canne, no barchino, quindi pescare lungo a lancio, da terra si lancia e tutto. Ci proviamo. Proviamo, ecco, insomma, non siamo professionisti, a me piace particolarmente il lancio, mi succede a volte di andare dietro casa mia in mezzo al campo che sembro, scusate il termine, un cretino con la canna, esercitarmi. E Luchino, come ben saprete, ve le ha fatte vedere un po' così, ma dopo le faremo vedere bene. Dopo ha fatto un le acquisto spieghiamo. importante, ha preso delle canne proprio studiate appositamente per il lancio, perché sono quelle. Sì. Si usa il termine dei pali, ma fondamentalmente è quello. Ottime canne. E stiamo approcciando in modi un po' differenti, sia con la bombetta sia con terminale secco, Certo. quindi anche lì vi faremo vedere dei terminali che a nostro avviso sono l'ideale da utilizzare quando si pesca a distanze così importanti, perché non è scontato utilizzare un terminale che ci aiuti anche a garantirci una presentazione ottimale, perché insomma quando si tratta di lanci già da 110-120 metri a salire, comunque ci vuole un terminale che tenga il lancio, perché si esercita una forza Sì. non indifferente. Sicuro Vi do che- giusto un dettaglio tecnico, penso che neanche tu forse lo sai o l'hai sentito dire. Lancio circa di 120 metri di distanza, la forza con cui il filo esce è circa 350-400 km/h. Minchia! Non so se lo sapevi. E tu lo sapevi? No, non lo sapevo. No, giusto l'altro giorno mi sono perso mentre lavoravo, che andavo in giro a fare il mio lavoretto di corriere, e un video, ok, era in rumeno, quindi ho capito pochissimo, però era il video, diciamo, dedicato al campionato di casting che si è tenuto l'anno scorso, e tra quel poco che sono riuscito a capire, chi lancia forte passa anche i 400 km/h, che se uno ci pensa cioè 400 km/h non sono pochi. Freccia rossa. Ebbene sì, ecco, il filo quando esce nel momento proprio iniziale ha quella velocità lì, dopo ovviamente cala molto in fretta, però ha quella velocità. Da qui l'importante è andare a realizzare terminali che sia in bombetta, quindi una bombetta bella compatta, pressata, che sia quasi un piombo più grande, o un terminale che dopo vi faremo vedere, deve tenere per forza il lancio. Sì. L'importanza anche su una pesca del genere è di utilizzare dei fili. Io sto approcciando con un filo da lancio e uno shock leader, perché secondo me lo shock leader in treccia ti riesce a rendere il tutto sul lancio. Luca sta affrontando con uno shock leader in nylon conico, che non è il massimo per questa tipologia di pesca, perché sì, ti rallenta. perché comunque, se siete stati attenti, abbiamo detto anche in qualche altro video, il nylon è elastico, in lancio ovviamente perdi. E nulla, l'avrete visto sicuramente durante il video, ma ve lo ridico, io non sto pescando con una canna sottoriva per cercare, insomma, di riuscire a gestire bene, perché andare con 6 canne tutte da fuori, insomma, se iniziamo ad avere un risultato, come dire, veloce, dove iniziano a partire 2-3 canne alla volta, gestirle è un po' complicato. E direi che l'argomento l'abbiamo detto, ci vediamo sulla prossima clip con qualche pesce. Si spera dal materassino, se no ci vediamo in postazione canne, che vi mostro un po' il nuovo acquisto e magari vi dico appunto il mio approccio per le lunghe distanze. Dita incrociate come sempre. Benissimo ragazzi, allora, come vi dicevo prima, vi faccio vedere l'innesco e la montatura, estremamente semplice, perché come dire, abbiamo 2 postazioni, abbastanza spazio, ma su un totale di 6 canne ho, come dire, deciso di metterne una
proprio vicino a riva, perché insomma dopo la gestione diventerebbe un po' difficoltoso se iniziano a partirci molti pesci contemporaneamente. Avere 6 fili là fuori a circa 110-120 metri è impegnativo. E comunque questa è la montatura con la quale ho preso l'Amur. Abbiamo un semplicissimo piombo inline molto leggero, 80 grammi. Sotto c'è il suo conetto, non troppo stretto, di modo che faccia una sorta di running rig. Spezzoncino di boom, circa 11-12 cm, crimpato. E poi abbiamo uno spinner con un D-rig kicker. Preferisco rispetto alla girella che mi scorre sull'amo. Un chlor del 4, mi raccomando senza ardiglione. E l'innesco è una Jumbo Tiger tagliata alle 2 estremità con sopra una pop-upina del 10 ABA. L'ho già dippate da svariato tempo con il Liquid Attractor. Trovo che, come dire, il Liquid Attractor dà quel picco di attrazione in più quando i pesci, specie come in questo periodo, iniziano la frega. Se gli diamo una piccola spinta in più abbiamo più probabilità di catturare. Niente, vado a lanciare e al prossimo Amur. Speriamo, incrociamo sempre le dita. Proviamo. Ecco Luca al lancio. Ci proviamo. Niente. Siamo arrivati, ma non siamo arrivati giusti. Quindi in questi casi Rilanciamo. C'è chi l'avrebbe lasciata lì, ma non il Team FS. colgo un'occasione, piccola parentesi ragazzi, ve la dico in another language, in English. Now on YouTube we have the possible that we use the audio track in English for the guys that follow us from other countries, different from Italy. We posted it on Instagram, but I'm sure not everyone sees that possible, and nothing to say all. I hope you follow from Austria, German, French, England, and other country. Team FS, go to the world. See you next time. Poi abbiamo Michaelino multilanguage. Sì, ecco, piccola parentesi, era praticamente perché sono sicuro che ci sono ragazzi che ci seguono da paesi differenti dall'Italia. Ovviamente noi parliamo italiano, ecco, quindi da pochissimo tempo c'è la possibilità di seguire i nostri video non con i sottotitoli in inglese, ma bensì con la traccia audio in italiano tradotta da YouTube. Ovviamente non sarà una traduzione fedelissima a singola parola, però è molto capibile. Ecco, io personalmente ho visionato un video che sicuramente Luca vi lascerà qui sotto linkato, che se non ricordo male è il video di Corte Bassa. Yes. E visionato personalmente, ecco, è abbastanza fedele e riporta ciò che dice Luca, Visto ecco. anche lo slang, cioè, no, a me piace. Una traduzione di YouTube per me è buona. Quindi niente, se conoscete l'inglese e avete voglia di ascoltarvi il video, di guardarvi il video in un'altra lingua, andate giù nelle impostazioni, lo vedete insieme ai sottotitoli, qualità, traccia audio, schicciate traccia audio. Per il momento YouTube ci dà la disponibilità di uscire solo in lingua inglese, ma penso che non ci manca molto per fare anche altre Scusate lingue. ragazzi, ma È partita. non so se è questa qui sotto. Pardon, falsa partenza. Torniamo a vedere il Luchino, se riesce ad arrivare a clip. No, non ci sono arrivato, ma sono comunque troppo storto. Troppo storto, signorino. Ok, quindi in sostanza 5 lanci, uno forse arriva a clip. È il terzo. Oh, comunque ragazzi, voi che mi conoscete, lo sapete che io non sono un gran lanciatore. Sì, Stiamo beh, affilando il la lancio tecnica.
Allora, c'è da Difficile. dire, vi lasciamo qua un altro video, che abbiamo fatto io e Maicolino nella posta opposta alla nostra, dove il video si chiama Lancio vs Barchino, dove appunto io ero a Barchino, Michael a Lancio. Sì. Insomma, lui mi ha dato qualche tips, Lui ha cercato di seguirla a modo suo. pian pianino, insomma. Dai, pian pianino lo portiamo a spingere di più. È un video di dicembre, adesso siamo a marzo, che cazzo è aprile? È un po' indietro sul Siamo a calendario. aprile. E insomma, qualcosina l'ho imparato. Adesso bisogna affinare la tecnica e Sì, alla fine, spingere come forte. dicevo in quel video là, è allenamento, allenamento, allenamento. Cioè, qui ho comprato comunque delle canne che sono dei pali, Adesso qua ho un piombo da 100 grammi, che forse per la canna è anche un po' piccolo. Forse. Sì, per i più attenti, se vi ricordate, nel video che citava prima Luchino, che avevamo fatto sempre qua, io avevo detto che comunque per imparare a lanciare bene con una canna, salvo professionisti, un annetto, una stagione, perché bisogna imparare a conoscerla. Questa è buona. Vabbè, ci accontentiamo, raga. Ci accontentiamo, siamo arrivati in caduta. In caduta, dai. Però sono un po' storto ancora. Ottimo, ci vediamo alla prossima clip, che per noi sarà tra tempo da destinarci, per voi sarà esattamente tra... E oggi si catturano sbomb! Ragazzi, non tutto male viene per nuocere. Diciamo che il quinto lancio era comunque buono, però sono un pignolo e ho voluto recuperare. E guardate che cosa ho recuperato. Il mio spomb che ha rotto Maicolino. Sì ragazzi, oggi giornata sfortunata per me. Ho fatto 3 lanci con la canna da sbomb, ne ho perso subito uno, che era il mio. Purtroppo ieri, quando ho caricato la macchina, insomma, non lo so dove ero neanche io, forse ero sul pianeta Marte. Comunque niente, ne ho caricato solo uno, lancio rotto. Luca, grande amico, mi fa: dai vecchio, ce ne ho 2, prendine uno. Faccio un lancio buono, faccio un altro lancio, spacco di nuovo. E nulla, ecco, purtroppo ho la treccia sulla canna da sbomb che sarebbe da sostituire, e quindi mi crea delle parrucche e nulla. Avevamo finito gli sbomb e ho deciso di non pasturare con lo sbomb, ma andare sulla bombetta, ecco. Magari piuttosto che fare passare più tempo, tipo un'oretta e 30, le tiro su un po' prima e rilancio. Purtroppo succede, quindi anche qui, se siete attenti, piccola tips: la treccia, in base a quanto la utilizzate, una volta all'anno o magari un po' prima, magari un po' dopo, sostituitela, perché poi vi si crea lo stesso problema che si sta creando a me oggi. Comunque nulla, ecco, Luchino oggi ha deciso di non catturare carpe, né amur né nulla, ma Catturare il mio spomb. sbomb. Che comunque ragazzi, a parte tutto, sono 20 euro, cioè a noi non li regalano. Ecco, in preparazione al lancio il signor Luchino. Dai, questa deve andare, questa deve viaggiare. Aspettate ragazzi, vi faccio vedere cosa va a lanciare. Bombettina, pop up, aba. Questa deve viaggiare, questa. Ci proviamo, Finta. Che Che è così impegnativo lanciare. dai, rilassato. Vado. Eccola là, non so se l'avete vista. Oh. Là. La clip c'è, signori, la clip c'è. Allora, siamo sinceri, è arrivata clip perché il signorino a fare le bombette non è proprio il numero uno. L'ho aiutato un pochino e ci è arrivato, perché comunque ragazzi, altra tip:
Sicuramente chi utilizza le bombette la saprà, chi fa gare meglio ancora, però la bombetta deve essere compatta perché sennò non viaggia. Con compatta intendo che deve essere quasi dura come un piombo, per intenderci, non troppo grande e bella compatta. Come fate a ottenere questa cosa di averla compatta? Utilizzando una combinazione di stick mix. Dopo comunque Luca vi farà vedere il suo e vi farò vedere il mio, dove all'interno c'è presente dello sfarinato sicuramente, che potrebbero essere ad esempio delle boilers sbriciolate, crashiate, ecco, insomma, quindi più sottile, più grosse ma non di troppo, e del pellet anch'esso può essere crashato, perché ad esempio io il pellet lo crasho quando lo utilizzo nella bombetta, e questo fa sì che voi riuscite a compattare bene la bombetta. Altro consiglio che vi posso dare quando dovete andare a lanciare a queste distanze, circa 120 metri, utilizzate un doppio sacchettino, perché non tanto per il discorso profondità, però la bombetta diventa ancora più dura. Adesso vi porto a vedere che sticchettino ha realizzato il Luca. Ciao Michaelino, ciao ragazzi! Ecco Luchino, stavo parlando ai ragazzi, se li puoi far vedere lo stick che utilizzi. Nutella Biredi a parte. Niente, il mio sticchettino è composto da tante ABA cresciate, infatti le nostre ABA hanno una componentistica oleosa e un mix rimane comunque relativamente umido, come potete vedere si impasta abbastanza bene, ecco. Questo ci aiuta anche poi nella composizione della bombetta. E quindi niente, ABA cresciate, poi c'è il pellet ABA, pochissimo pellet veronese perché qua so che ci sono i pesci gatto, quindi se so che ci sono i pesci gatto preferisco non utilizzarlo, e basta. E poi vabbè, ci sono qualche rimasuglio de rosse del nostro secondo mix, e niente, faccio le bombette. Per fortuna c'è Michaelino che mi consiglia come fare le bombette al meglio, perché insomma abbiamo visto che non è così semplice, non è così scontato arrivare lontano con le bombette, però insomma pian pianino penso che ci arriveremo. Qui intanto ho un terminale, Faccio vedere la compattezza, cosa si intende. Praticamente ragazzi, vedete così sbriciolato, se lo vado a stringere vedete che rimane assieme. Questo perché, come vi diceva Luca, è sì oleoso ma comunque è abbastanza umido, ha una buona umidità, quindi sì, fa sì che, e questo è il risultato che serve quando dobbiamo andare a fare le bombette. quando devi compattare la bombetta aiuta. Esatto. Terminali molto easy, innescato principalmente ABA, o se no sì vabbè, non giudicate il mio piombino, insomma non avevo più il tungsteno, se no vado a innescare Tiger ABA sempre in Ok. bombetta, anche se so che comunque è un innesco abbastanza grande per le bombette, non mi dispiace, ecco, utilizzare roba del genere, o se no ancora più aggressivo con una cosa del genere. Ok. Ma sono comunque contento, so che la tecnica è ancora da affinare, però penso che prima o poi ci si arriva. Ci si lavora, Prima o poi ci si arriva, dai, con calma, insomma. Pian pianino vedo che vado sempre più lontano, quindi questo è un sinonimo, insomma, di apprendimento, quindi sono contento, dai. Visto che siamo in tema bombette, ti voglio fare una domanda, Luca. Dica. Ovviamente la tecnica della bombetta è conosciuta pressoché da tutti, è strautilizzata perché è molto catturante, specie in inverno, ma anche in estate perché è una pesca relativamente veloce, mi viene da dire. Però c'è una scuola di carpisti old school, se vogliamo chiamarla così, che la disprezzano perché dicono che pescando così è una sorta di feeder, insomma come se pescassi con il pasturatore. Tu in relazione a ciò, anche considerando che comunque
sicuramente nel corso del video si è visto le tue bombette, non per screditare, ma non sono proprio, cioè si vede che non hai fatte tante, ecco, non hai una tecnica esagerata, però ovviamente si può affinare. Insomma, il tuo pensiero riguardo a ciò, bombetta sì, bombetta no, cioè come la vedi, ecco. Ma dipende, diciamo che io non sono un amante della bombetta, partiamo da qui. Quindi preferisco sempre innesco singolo e poi andarci su con lo spombo a corte distanze anche col Cobra. Però la bombetta, come hai già ripetuto te, aiuta diciamo anche per la pesca, si dice un pesce alla volta, aiuta anche sotto quel punto di vista lì. Tantissimi garisti approcciano appunto la pescata a bombetta perché ripaga, magari non riesci a fare selezione perché appunto magari vai a mettere degli inneschi piccoli, però il pesce salta fuori. Bombetta direi di sì, insomma, una volta che uno capisce bene la tecnica, impara a farle bene, penso che la bombetta sia comunque l'approccio alla pesca, diciamo, quello che paga nel minor tempo possibile, ecco. E comunque dai, niente. Io invece guarda, ti faccio questa riflessione qua, anche appoggiandomi alla domanda che ti ho fatto e al commento che hai fatto tu. Trovo che saper pescare anche con le bombette sia un'aggiunta che fa sì che siamo pescatori a tutto tondo. Cioè, a me piace essere un carpista a 360 gradi. Con 360 gradi intendo che voglio saper fare bene le bombette, voglio saper lanciare bene, voglio saper pescare col gommone, col barchino, e non mi voglio precludere il fatto che se un giorno dovessi mai andare a pescare in un lago dove è richiesta quella tecnica che magari ho screditato per anni, ho detto non l'ho mai affinata, non l'ho mai curato, magari l'ho utilizzata una volta, dico cavolo, potevo fare un pesce bello, magari il pesce della vita, non l'ho fatto perché non ho avuto la sbatta, passiamo il termine, di Sì. imparare, insomma, affinare un po' quella tecnica. Ovvio è che ognuno pesca a proprio modo, però Sì, per i posti che frequenti anche, però arriva quella volta, come hai detto te, che magari esatto, sei in deficit perché non hai voluto apprendere, diciamo, una tecnica diversa, ecco. No, comunque sono contento. C'è da dire che insomma uno non è che deve fare delle bombette perfette a corte distanze, anche 80-90 metri. L'ho sempre sparate le bombette, però arrivare lungo la bombetta deve essere fatta bene, deve essere precisa, deve essere compatta soprattutto. E questo l'ho appena visto, insomma, bombette che ho fatto io a casa erano un po' flosce e mica è difficile sparare lungo. Con quelle che ho fatto adesso, che mi ha aiutato Michael, siamo arrivati a clip e per me comunque 34 lunghezze con la bombetta è buono. Bombetta da 130 grammi abbiamo pesata. ricordiamo che Buono. 34 lunghezze sono circa 123 metri. Per me è accettabile, è un bel lancio. Per me è un bel lancio, sono contento, insomma. Considerando anche che, l'hai detto tu stesso prima, non sei un Sì. lanciatore, diciamo sei... No, come hai visto anche te, le canne non le carico. Cioè non Sì, riesco a sì. caricarle, quindi... Sì, ecco, magari ragazzi nel video vi metteremo, se riusciamo a girarlo, uno slow motion, che come vi ricordo, se avete visto il video che abbiamo girato a dicembre qui a Rosario, ci aiuta a capire come stiamo gestendo il lancio con la canna. Quindi ve lo lasciamo qui e magari nei prossimi video, se avremo modo, anche tu avrai modo di affinare la tecnica, faremo un confronto, ecco. Quindi magari in Sì, uno magari. short, una cosa così. Seguiteci ovviamente sulla pagina perché seguiranno altri contenuti. Se vi piace il lancio, inteso come pesca long casting, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, giusto? Certo, così magari vediamo di portare qualche altro contenuto Magari in qualche altro posto più grande, chissà, potrebbe esserci un contenuto eventualmente su qualche campo gara discretamente conosciuto, chissà. Tutto sta a voi ragazzi. Abbiamo qualcosa in mente. Se volete vederci su un grande lago, scrivete lanci a nastro.
nei commenti. E dopo che siamo arrivati a 1000 lance nastro faremo un nuovo contenuto e non vi diciamo dove. No dai, va bene, ci vediamo alla prossima clip. Sì, vabbè, adesso è un professionista. Dai Michaelino, mostraci il tuo sticchettino, il tuo... Sticchettino molto semplice, praticamente è un mix già pronto. Sono sincero, non ho avuto né il tempo né la testa per stare a prepararmelo self-made, però mi sono affidato a uno stick che utilizzo già da svariati anni e principalmente composto da pellet sbriciolati, da 3 bastoncini differenti come gusto, uno più dolce e uno un po' più speziato e uno leggermente neutro per dare colore. All'interno è presente un po' di pane che serve comunque per tenere compattato tutto ed è bagnato con un po' di liquidi attrattori. Come aroma praticamente è un fragola lime, quindi è un aroma acidulo e mi piace perché utilizzando un aroma del genere che si impregna sia nel pane che nei pellet che nel bastoncino faccio sì che qualora mi si dovesse presentare la difficoltà di un fondale che è un po' maleodorante, con un pH molto acido cerco di contrastarlo. All'interno è presente anche un po' di fioccato, sbriciolato ovviamente, e se volete realizzarlo self-made vi consiglio di utilizzarlo il fioccato perché sicuramente rende molto. Aspetta Michael, ma il fioccato ce l'hai messo te? Sì, praticamente ho preso circa su 1 chilo di mix pronto, ne ho aggiunti circa 250 grammi e l'ho macinato a casa con il frullatore, col mixer, ecco. Mi raccomando, se avete una ragazza o una moglie state attenti perché siete a rischio. E comunque sì, scherzi a parte, l'ho sbriciolato il più fine possibile e questo perché praticamente il fioccato, come sapete, assorbe molto bene l'acqua, quindi quando va sul fondo che la bombetta si scioglie e inizia ad assorbire acqua si gonfia un po' e fa più effetto macchia, ecco, per questo, e mi rende il mix ancora più attrattivo perché, come ben sapete, il fioccato è un ottimo attrattore di tutti i pesci. La bombetta non è diciamo una presentazione selettiva, però sicuramente se ci sono carpe lì ne saranno attratte. Bene ragazzi, adesso nel frattempo che Luca si sta sistemando un po', pastura, fa cose strane, insomma fa Luca, e niente, ecco, vi dedico insomma 5 minuti per quello che riguarda cosa vuol dire per me la pesca long casting, nel senso perché mi piace così tanto, perché mi dà soddisfazione e perché cerco di dedicargli più tempo possibile piuttosto che ad altre tecniche. Io fin da quando ho iniziato a fare carfishing, ecco, mi ha sempre affascinato i video di questi lanciatori esteri con lanci incredibili, cioè si andava verso l'infinito e oltre, per fare una citazione così. E nulla, con gli anni ho sempre avuto questo pallino e per quelli che dicono ma per imparare a lanciare ci vuole relativamente poco, io vi posso dire che ormai sono 7, 8, 10 anni che ci sto dietro e tuttora noto che col costante allenamento mi miglioro, quindi purtroppo la costante è sempre una sul lancio, l'allenamento sia fisico, perché non nascondiamoci dietro a un cappello, cioè
per lanciare piombi o bombette o comunque qualsiasi cosa che dobbiamo lanciare in acqua a distanza ci vogliono dei muscoli, nel senso che spingono. Questo non è per scoraggiarvi, però comunque se avete possibilità anche una volta a settimana di tenervi allenati sicuramente vi aiuterà. E in secondo luogo ci vogliono degli strumenti adatti. Io, diciamo, avendo famiglia non ho possibilità per ora di acquistare delle canne molto prestanti il lancio, però come avete potuto vedere da varie situazioni, insomma in vari video, anche con una canna low budget, chiamiamola così, se uno impara bene la tecnica riesce a spingere discretamente bene. Ecco, oggi nel video, se vogliamo, oltre a fare questa cosa diciamo dedicata al long casting, possiamo fare anche un confronto, visto che Luca ha acquistato delle canne che non sono low budget, perché comunque sono canne discretamente costose, sono il top di gamma di Carp Spirit, hanno dei passanti non indifferenti, sono passanti costosi, comunque dopo ve lo farà vedere, e per darvi indicativamente un range di prezzo costano circa il doppio delle mie, se non qualcosina in più. Però ora ovviamente nelle clip si farà fatica a vedere, indicativamente arriviamo alla stessa lunghezza. Questo cosa vuol dire? Che un allenamento costante e un'affinazione della tecnica negli anni, pescata dopo pescata, aiuta, perché se ci mettiamo a confronto di attrezzatura, la migliore oggi c'è la Luca. Se ci mettiamo a confronto di tecnica, molto probabilmente io ci ho speso molte più ore su ore a esercitarmi, e difatti il risultato è che, come dire, siamo circa sulla stessa lunghezza d'onda, cioè c'è una differenza di pochi metri da me a lui. Ovvio è che se Luca continua ad affinare la tecnica, ecco qui è il mio obiettivo. Magari fatemelo sapere anche qui sotto nei commenti, che o io o Luca vi leggiamo e vi rispondiamo. Se vi può far piacere, potremo anche creare un contenuto ad hoc dove andiamo a svolgere una sorta di esercitazione per il lancio. Vi facciamo vedere, perlomeno vi farò vedere io come vado ad allenare Luca per il lancio. So che è una cosa un po', come dire, di nicchia, però so che allo stesso tempo vi piace lanciare perché è bello. Sicuramente c'è una cosa affascinante, non so voi se vi suscita la stessa cosa, ma a me quando lancio e vedo che riesco a spingere, che arrivo lontano, stupendo. Poi immaginatevi prendere un pescione da 20, 22, 25 kg, 18 kg, insomma un bel pesce a tali distanze, si parla di 120-130 metri, cioè è un'emozione unica. Anche perché poi è tutto più complicato, perché per arrivare a quelle distanze abbiamo fili sottili, abbiamo le difficoltà che il pesce può andare verso sinistra e verso destra, quindi anche la gestione non è proprio ottimale, e nulla, ecco, a me emoziona su quell'aspetto lì. E che dire, come dicevo, erano i miei 5 minuti di riflessione personale, e spero che vi possa piacere l'argomento lancio. E se vi fa piacere, come dicevo prima, lasciate like, scrivetecelo, che sicuramente avremo modo di testare nuovi spot, nuovi laghi, magari anche acque libere, perché no, dove non si può magari utilizzare il barchino, o comunque magari noi vogliamo andare a lancio per portarvi il contenuto del lancio. Nulla, adesso andiamo a vedere più nello specifico l'acquisto che ha fatto Luca, e ve le spiegherà in modo
molto minuzioso, perché ve l'ho già detto, è giusto che i ragazzi vedano molto bene l'acquisto che hai fatto, perché merita. Bene ragazzi, stanno scendendo 2 gocce di pioggia, oggi il meteo aveva messo appunto pioggia, però sono qui di fianco alle mie armi perché appunto voglio parlarvi un po' più nello specifico di questo acquisto. Direi ottime canne, veramente ottime canne. Se fossi un po' più bravo a lanciare arriverei decisamente lontano. Distanze siderali con le Carp Spirit. Niente, partiamo dal marchio appunto Carp Spirit. Diciamo che non è un marchio che si sente spesso, però con questo acquisto sono sicuro che ho pagato la qualità della canna. Non fraintendetemi, ma non ho pagato il marchio, ho pagato la qualità. Queste sono veramente canne valide. Ripetiamo, sono le Carp Spirit Magnum XLR, 13 piedi, 3,75 libbre. Sono veramente delle canne rigide, però appunto per pesca a lunga distanza ci servono delle canne rigide. Diciamo che ancora la grammatura di lancio esatta non l'ho ben capita, sicuramente non sotto i 120 grammi. Ho fatto dei bei lanci anche con dei piombi da 140 e penso insomma che il suo range gira appunto lì in mezzo. Adesso le bombette le ho fatte a casa, le ho preparate da 120 grammi. Qui in sessione le sto facendo da 130 e insomma riesco a caricarla, mi sembra un po' meglio, ecco. E niente ragazzi, parlando del fusto, è un fusto Wave in carbonio 3K, ha un'azione fast progressive, bisogna proprio spingere per caricare bene questo fusto. Porta una placca Alps a doppia vite, monta gli anelli Fuji K a doppio ponte, e il primo è da 50, ottimi anelli, cioè per quel poco insomma che ne so sono veramente ottimi passanti. L'azione rigida è dovuta anche dagli anelli a doppio ponte e sono ricaduto insomma su questa scelta anche per il fatto che il filo è più fluido nell'uscita, ecco. E niente, insomma, penso che vi ho detto un po' tutto nella mia ignoranza. Ripeto, Carp Spirit, un marchio sì che conoscevo, ma non avevo mai preso niente. Per me questo è veramente un ottimo prodotto. Non è una marchetta, però insomma vi voglio spiegare, vi voglio raccontare l'approccio che ho, il feeling con cui mi sono trovato con queste canne. Adesso speriamo di sentire gli avvisatori Fox suonare e speriamo che sia un bel pesce. Dei baffi sì, ma dei morti no. C'è che è un gatto. Come un gatto. Guarda. È un gattaccio. O è un amur o un gattaccio. Però Ma come stai recuperando? ragazzi, non mi vogliate male, ma io questi esseri non li sopporto, quindi Gli dai dei calci? no, però non uso di certo il guadino per tirarli su. Aspetta, ma mi serve l'autorizzazione scritta proprio per filmarmi, eh? No, perché qua no. Ti pago. Faccio una chiamata all'avvocato. Qua vediamo il Michaelino che sta rifacendo il terminale, Sì. perché ha avuto un piccolo inconveniente con il Micio Mao. Quanto li odio. Scriveteci ragazzi nei commenti se anche voi li odiate. No, sono belli. Io... cioè, sono belli, sì. È bello catturarli, sì, perché specie grossi tirano. Però se fai quella pesca lì, cioè se io vengo a prendere le carpe, voglio prendere le carpe, no i Micio Mao, Miao Miao, Meo, quello che è. Anche perché poi succedono queste cose qua. Questo era il mio terminale, realizzato ieri. Ho detto dai, ho fatto anche un bel terminale. Cosa è successo? Ho dovuto tagliare. Perché con i loro barbigli, i casti ammassi vari,
succedono queste cose purtroppo. E niente, adesso andiamo a tornare a realizzare il terminale per la bombetta. Sfruttiamo l'occasione per farvi vedere che terminale utilizzo io, che rispetto a Luca vado molto più sul semplice in bombetta, perché sono della scuola del pensiero che come dire, siccome che è tutto pressato dentro, meno ferraglia e cose strane ci sono, meglio è. Quindi ho realizzato 20 cm di treccia, ho già fatto il cappio, una dumbbell fake di plastica, un amo, questo è del 5, è un amo, vabbè, lo diciamo il nome dell'azienda, di Fox. Ultimamente in bombetta, ma non solo, sto utilizzando questo modello che è il Super Wide Gape e ha una buona tenuta nel tempo, vedo che si spunta molto difficilmente, non si apre e quindi ecco l'utilizzo. Inserisco per fare un nodo senza nodo, quindi 7-8 giri circa, una salire, reinserisco nell'occhiello e chiudo. Mi raccomando ragazzi, una cosa che dovete sempre fare una volta che avete chiuso il nodo: tira nodo, non fate le plume, compratelo, costa 5-6 euro ma vi dura una vita, e date una tirata, così siete sicuri al 100% che se per caso c'è una rottura non sarà qua. Dopodiché siamo in questa situazione, devo andarlo a collegare al mio piombo. Qui il sistema rispetto a quello di Luca è molto più semplice, ovvero abbiamo il LED core, sotto il connetto morbido dove inserisco il piombo e qui sotto una girellina classica, una girellina dell'8. Vado a effettuare il nodo, un nodo molto semplice ma comunque efficace. Per effettuare il nodo praticamente passo la treccia dentro l'occhiello della girella, lo tengo un po' più corto della misura che utilizzerei, poi prendo il cappio eccedente, formo un loop e inizio a girare e andare verso il piombo, questo per circa 4-5 volte. So ragazzi che sarà difficile cogliere come lo faccio, ma se lo cercate in internet ci sono animazioni, si chiama nodo clinch. Dopodiché reinserisco nel loop che avevo creato l'eccedenza e inizio a tirare. Quando ho quasi chiuso il nodo, cosa faccio? Lo bagno. A questo punto con una mano l'amo, con l'altra lo mettete tra i denti e tirate in questo modo. Il nodo è chiuso. Ora sempre col tiranodi lo andiamo a serrare per bene. Come vedete sto tirando, non mostra cenni di cedimento e siamo perfetti. Ora siamo così, quindi andiamo a realizzare la bombetta. Ora il difficile sarà non romperla, visto che sfortunatamente sta piovendo, però ci proviamo. Te Michael hai preferenza dei sacchettini? Allora, in passato magari utilizzavo quelli di marca, mentre recentemente, devo dire la verità, sono sincero con voi, perché come sapete il canale è no filter. Ci sono vari siti di e-commerce online, tra quelli che costano meno, offerte tipo 4-5 euro, 50-100 sacchetti e vanno benissimo, perché comunque a volte può succedere che quando andate a fare un sacchettino si rompe, buttate via neanche un centesimo in quel caso, mentre se utilizzate sacchettini
di noti marchi. Ora non è per screditarli, però se mi si rompe un sacchettino caccio via 20 centesimi, insomma mi rodo un pochino, come direbbero a Roma, me rode il culo, quindi utilizzo questi. Comunque vado a crearmi questa situazione, quindi stick mix in un angolo, inserisco, ringraziamo sempre ITC Airline. Dicevo, inserisco l'amo, in questo caso la dumbbell finta, porto la dumbbell, non so se riuscite a vedere, nell'angolino del sacchettino. L'amo, la punta deve essere rivolta verso l'interno, mi raccomando, questo è molto importante. Quindi andiamo a lavorare un po' con le ditina. Fantastico, suona l'avvisatore dove non c'è la canna. L'ho coperta e vado ad aggiungere lo stick. Se riesco a farla entrare. Scusa. Sì ragazzi, oggi non ho un'ottima mira. Comunque arrivo quasi a totale riempimento senza comprimerlo. Inserisco il piombo, non so se si riesce a vedere, centralmente. Dopodiché faccio questo movimento e lo schiaccio. Mi raccomando ragazzi, deve essere sempre al centro. Questo è fondamentale perché per raggiungere lunghe distanze la bombetta deve essere equilibrata, perché ovviamente il piombo è la cosa più pesante all'interno e se non è equilibrata, quando andremo a lanciare, specie come in questo caso molto lungo, sfarfallerà. So che non è un termine molto bello, però nelle nostre zone si utilizza questo termine. Ora siamo in questa situazione, ho schiacciato il piombo, torniamo a inserire dello stick fino circa a lasciare 1 centimetro del conetto. Poi iniziamo a comprimerla. Prima fase, la sigillo con le mani e faccio questo. Non abbiate paura a metterci troppo tempo perché comunque vi servirà una bombetta per raggiungere buone distanze. A questo punto io inizio a fare questo movimento qua. Tengo la bombetta nella mano che non si può espandere da nessuna parte, nel senso non c'è un punto morto tipo come potrebbe essere questo che potrebbe sformarsi, ma la tengo tutta sigillata e inizio a comprimere per bene lo stick in modo da compattarla e creare quasi un tutt'uno col piombo a livello di durezza. Mi raccomando, non abbiate paura anche se ci mettete 10 minuti le prime volte o anche dopo che ne avete già fatte, perché fondamentalmente non siete in gara. Le bombette devono essere fatte veloci solamente quando siete in gara. Quando siete a pescare, come in questo caso noi possiamo fare una pescata tranquilla, ecco, senza fretta, ve la fate fatta bene. Continuate a comprimerla e arriviamo circa a questo risultato. Come potete vedere, non so se si sente, però è bella dura. Ora la forma vi sembrerà un po' non adatta al lancio, non preoccupatevi perché la andremo a modellare successivamente. Ora nastrino in PVA, siamo in questa situazione, io preferisco utilizzarlo doppio, così ho la sicurezza che non mi si rompe. Inizio a girare attorno tirando verso la fine, faccio un po' di giri, insomma quelli che vi sembrano l'ideale, di solito dai 7 ai 10-11 giri va bene. Dopodiché abbiamo le due eccedenze,
effettuiamo 2 nodi piano, o comunque 2 nodi normalissimi che vanno benissimo. E si toglie l'eccedenza. Ora, a questo punto andiamo a eliminare la parte del PVA di troppo, di modo di avere circa un risultato del genere. Quindi mi esce appena appena il conetto del piombo e la bombetta è chiusa. Se per caso mi dovesse succedere che il nodo si molla un po', una leggera punta di saliva, bagnate e chiudete, tenete stretto 3-4 secondi e si riaggancia. Ora l'ultima fase è il modellarla e chiudere gli angoli. Si inizia sempre dall'angolo dove è presente il nostro innesco, quindi schiaccio verso il centro, mi si libera l'angolo, lo tiro un po' in questo modo, poi leccatina leggera e schiaccio in questo modo. Tengo schiacciato per un po' di tempo, 10 secondi circa, così siete sicuri al 100% che si incollerà nel modo preciso. Mentre tengo schiacciato vado a comprimere l'altro angolo, quindi di nuovo angolo vuoto, stessa procedura, lecco e tiro. Tengo schiacciato, il giusto tempo che si sigilli e che si incolli per bene. Il risultato ora è questo. Da vedere così è molto brutta, quindi la andiamo a modellare. Modellare in che senso? La schiacciamo sul lato della pancia, un po' dai vari lati, cerchiamo di dargli una forma un po' aerodinamica, ecco. Quindi dove c'è uno spigolo un po' pronunciato lo schiacciamo e così via. Cercate di renderla quello che per voi può essere una cosa abbastanza aerodinamica. Ecco, il risultato questo è qui. Qui ragazzi c'è il giusto quantitativo di pastura per prendere un pesce e comunque riuscire a lanciare lungo. Siamo circa nell'ordine dei 110-115 grammi. Io con le bombette sto un po' più leggero rispetto a quello che utilizza Luca, perché le mie canne non hanno bisogno di così tanta grammatura, ecco, per essere caricate correttamente, quindi mi accontento di questa quantità. Scusa Michael, ma che grammatura è il tuo piombo? Il piombo che utilizzo io di solito, adesso in questo caso un 78 grammi per essere precisi. Di solito però rimango nel range 70-80 grammi. Cerco di inserire all'interno nell'ordine tra i 30 e i 40 grammi di pastura. Se noto che ho bisogno di una bombetta più pesante, difficilmente aumento la pastura, preferisco cambiare il piombo, perché vi faccio un esempio. Se ci pensate, provate a prendere con una mano una pallina da tennis, ok, che peserà circa 70-80 grammi, 100 grammi, e prendete, che ne so, un pallone da calcio di quelli per bimbi, no? Di gomma, bene o male hanno lo stesso peso. Cosa cambia? L'ingombro. Se voi provate a lanciarlo, la pallina da tennis ovviamente andrà più lontano. Perché? Perché ha meno blocco anche dell'aria e il peso è sempre lo stesso, la forza che imprimete è sempre la stessa. Quindi adotto un po' questa teoria di non andare a eccedere troppo con le misure, perché mi frena l'aria, ma di cercare di rimanere in questo range, che ragazzi, per intenderci, sono circa 3 dita, quindi si parlerà di 6 cm, Luca? Circa 5-6 cm.
per altri 3,5-4 di larghezza. E nulla, ecco, direi che adesso vi porto con me in un lancio, vi faccio vedere io come si fa a lanciare, no Luchino? Ecco. O perlomeno ci proviamo, ecco. Sono sicuro però che, ecco, che le canne ormai io le posseggo da un annetto circa. Sono riuscito ad arrivare a un ottimo compromesso anche come compressione. Quindi alla prossima clip, ovvero tra 2 secondi per voi, dove vedrete un lancio in slow motion. Parlando sempre di pesca a lunga distanza, un attrezzo che non è considerato da molti, il Cobra, anche se devo dirvi la verità, nel range dei 100-105 metri, qualche volta 110, con delle palline del 22/24 ci si può anche arrivare, specie oggigiorno che ci sono Cobra come questo che sono in carbonio, e per darvi un'idea della sua leggerezza lo tengo su con un dito, quindi sicuramente ci aiutano in primo luogo a non affaticarci troppo il braccio, e in secondo luogo il carbonio, nello specifico a Cobra come questo, è molto più rigido rispetto a un Cobra in plastica o comunque in materiale plastico, quindi anche sul lancio vale lo stesso discorso come se parliamo delle canne, di utilizzare come shock leader o il nylon o la treccia. E niente, vi faccio vedere un esempio di come lo utilizzerei io per pescare a lungo raggio. Sicuramente una pallina singola, vabbè, si inserisce, penso che tutti lo sappiate, non vale utilizzare una mano ma bensì 2, e il movimento che ne seguirà è questo. Ecco, adesso sarebbe molto difficile farvi vedere dove riesco ad arrivare, fidatevi, ecco, sulla parola, comunque ve lo può confermare anche Luchino, sui 100-110 metri ci si arriva. In questo caso io sto utilizzando le palline del 20 perché quelle del 22 o 24 purtroppo non le abbiamo con noi, però con una pallina leggermente più grande sicuramente 110 metri si fanno bene. Il vantaggio cos'è? Riuscirle a pasturare là senza far troppo rumore con lo sbomb e senza faticarci troppo col braccio. Faccio vedere un altro lancio per sicurezza, cioè più che per sicurezza, per farvi vedere il movimento che utilizzo io. Seguite anche lo spostamento che c'è del corpo, quindi il peso da dietro si sposta in avanti per scaricarsi poi sul Cobra e a sua volta imprimere forza sulla pallina. Quindi peso indietro, punto e sposto tutto avanti. Ora lancerò 4-5 palline giusto per portarvi vari esempi, così potete studiarvi il movimento. Questo, ragazzi, non è per far vedere io lancio più di tutti col Cobra, è solo la tecnica che utilizzo io, che magari a qualcuno può servire se qualcuno ha difficoltà ad andare distanti col Cobra o ha bisogno di un piccolo ripassino. Fa più che piacere. Ecco qui. Intanto guardiamo Michaelino che sta provando la Fox EOS Spot Marker, 55 euro, un affare, signori, un affare. Io devo dire, ragazzi, che La verità, cioè per il prezzo che ha, tanta roba. Onestamente ci sono cani che costano 4 volte tanto e non so, io, ragazzi, c'è la clip a 123 metri, 124, ci arrivo, quindi poca spesa, tanta resa, per dire la verità. Poi sì, non sarà il top della bellezza, quel che volete, ma il suo lo fa.
Sì, non ha niente di particolare, ma spara lungo, una gran canna. Fai vedere un po' ai ragazzi cosa abbiamo utilizzato oggi. Questo mix di granaglie, fioccato, c'è la canapa come vedete, aba e le mitiche, che per i più attenti sicuramente l'avrà già visto in qualche altro video, però sono ancora in fase di lavorazione, come le Tiger. Abbiate pazienza, stiamo cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Può darsi che ci voglia ancora un po' di tempo, però ecco, noi non abbiamo fretta di mandare fuori un prodotto che sappiamo che funziona al 50-60%. Lo vogliamo che spacchi il sederino, quindi deve essere al 100%. Finché non arriveremo a quel risultato, mi dispiace, ma tocca aspettare. Quindi dobbiamo arrivare al 100%, dobbiamo arrivare a un prodotto estremamente valido. Quando sarà pronto sicuramente lo vedrete sui vari canali social, che sono anche linkati qui sotto, e sarà disponibile all'acquisto. Siamo già a un buon punto, giusto Luca? Giusto. Direi che comunque dei passi avanti ne abbiamo fatti. Ci mancano quelle 2 o 3 cosine da aggiustare che Arriveranno. Dai ragazzi, vi porto con me in un altro lancio, perché c'è da dire che già un po' che non stiamo vedendo delle partenze, il tempo è peggiorato non in modo indifferente, sta piovendo, però Lucas era entrato un po' nel mood invernale, sapete, no? Sediolina, riparato, gli ho detto dai, alzati, facciamo un po' di movimento, facciamo vedere 2 lanci ai ragazzi, perché lo sappiamo che guardate i video perché vi piace vederci in azione. E niente, solita tecnica ragazzi, spalle ben aperte, si punta, intanto la suona, si punta e via. Fai vedere ragazzi, sì, non ci arrivo con forza, però ci arrivo. Cioè vedete ragazzi, qui c'è la clip, non esce più il filo. Dopo te ridi, ma i ragazzi nei commenti dicono lì con la clip non ci arriva. Ecco qui. So anch'io che bisognerebbe arrivarci con una certa potenza, però se vuoi cogliere l'occasione per far vedere ai ragazzi la pastura che alone che lascia. Sì, però la macchia ha lasciato la mia pastura. Non l'hai mica detto ai ragazzi come lei... E guarda che roba, oh. Cioè si sta espandendo sempre di più, insomma, per via anche un po' del vento, però una bella nuvola quella là. Sì. No, vabbè, raga, adesso Michael vi ha mostrato il suo spot mix, diciamo. Io ho utilizzato il mio solito, che se seguite i video ormai lo conoscete. Tiger, Aba e tanto liquid food. Oh, l'avete sentita anche voi? Qui no filter, alla clip ci arriviamo, no come quelli che vi fanno i video del lancio, fanno vedere la piega e subito dopo che colpiscono la clip. Noi il lancio ve lo facciamo vedere dall'inizio alla fine. Sì. Ragazzi, il lucchino in canna. Cosa sto fumando? Vabbè. Tieni tu. Lo tengo io, che schifo. Ci sono i microbi che girano, c'è Covid. No, a parte gli scherzi. Mi dispiace ragazzi che non si è riusciti a filmare la partenza. Stavamo cazzeggiando. Sì, però che dire, partenza strana, lenta, non troppo veloce. Ho fatto 3 bip. Vabbè che sicuramente per i più attenti al canale sapete che il Luchino predilige pescare con le frizioni chiuse. Bravo. Poi un'altra cosa che voglio aggiungere è che avevamo appena finito di spombare, c'è ancora l'alone che ci sta
aprendo a macchia sempre di più. Keep calm. Io ho finito di spombare. Ma che anch'io ho lanciato le palline col cobra. Ah sì, il ninja. Comunque ragazzi, per farvi vedere sempre... Guarda, sta andando, sta puntando tutto da te. Ecco. Guarda dov'è. Oh, questa è grossa, Per farvi vedere sempre l'azione della canna comunque, sperando che Luca non continui a interrompermi, se no lo picchio. E come vedete va che ti prendo. è una canna molto rigida. Vai tranquillo, al massimo suonerà. Scusate ragazzi, ma mi sto adoperando col guadino per aiutare il Lucchino. Guardate che felpe. Ma chi ce l'ha delle felpe così? Team FS Carpangler. Mamma che belle. Ecco, vedete ragazzi, l'azione è proprio super progressiva di punta. Niente, vediamo il pesciozzo quando viene su. Per me è Amur. Un'altra murone? Giornata Amur allora oggi. Bello anche. Yes! Guardate ragazzi, non so se riuscite a inquadrarlo. Un bel amurone. Con la poppina che gli sporge dalla boccuccia. Cerco di farvela vedere per quanto possibile. Ecco ragazzi, vi zoom. Vedete là? Poppina aba. E niente. Vuoi darmi a me? Ce la dovrei fare. Forse. Vuoi darmi a me? È tornato fuori. Diciamo che filmare, Dai, tranquillo. guadinare è un po' complesso. Però il Lucchino sa fare anche da solo forse. Ragazzi, si è girato il cappello. Aia, si è girato il cappello. In queste canne sono proprio dei pali. Però mi viene da pensare una cosa, sai? Le 2 partenze che hai avuto tu oggi le hai avute dove? Nelle canne senza bombetta. Questa bombetta. Quindi qui tosta situation, eh? Perché non sono bravo a fare le bombette. Vabbè, cosa vuol dire? Anch'io ho fatto le bombette, ma non ho avuto partenze sulle bombette. Le ho avute nella canna sotto riva. Quindi, ragazzi, le bombette non sono sempre così catturanti probabilmente. C'è da dire che tutt'oggi che sentiamo saltare carpe sotto le ramaglie probabilmente stanno iniziando la frega. Sì. Quindi non sono così tanto interessate le nostre esche, però Probabile. niente, ci vediamo tra esattamente 2 secondi dal materassino. Però ho visto che si è anche già slamato. Quindi se salta fuori. Oh. Aia. Ragazzi, quando vi si dice attenzione con gli Amur, non vi prendiamo in giro. Guadino saltato. Se vuoi, Cazzo! se vuoi imprecare metti beep in automatico. Beep. Ragazzi, quando gli Amur sono nel guadino sono pericolosi. Ci sono esattamente 2 cose che possono succedere: o vi sfondano la rete o le stecche. Questo è purtroppo il brutto degli Amur, perché hanno forza esplosiva. L'unico vantaggio che posso dire, penso che lo possa dire anche Luca, al di fuori di imprecazioni varie, almeno si è slamato e noi le abbiamo lasciato un amo in bocca. È il mio retino. Ragazzi, lasciate un like che così YouTube questo mese sforna e Lucchino si può prendere il guadino nuovo.
E si è proprio spaccato. Fai la faccia triste, fai capire ragazzi la tua tristezza. Donate €1 per il budino nuovo. Porco. Bene ragazzi, siamo giunti al termine e niente, se oggi è una giornata lasciamo stare, è successo di tutto. Abbiamo avuto piccoli inconvenienti. Vabbè, dai, insomma. Vabbè, 3 pesci, 4, 3 e mezzo, un gatto, 3 amur. Oggi abbiamo visto solo quelli, le carpe solo viste Saltare in frega perché erano. Ha fatto del sotto il ramaglio qua alla nostra destra. e che dire, vabbè, lo sapevamo, il periodo ha fatto un po' caldo, adesso oggi è giornata particolarmente piovosa, però è il suo periodo, ecco. Sì, in confronto a ieri ci sono 10 gradi in meno di ieri. Sì, quello sì, però vabbè. Niente, speriamo che vi sia piaciuto il contenuto sulla pesca, diciamo, a distanza, secondo quello che può essere la nostra esperienza, secondo Bravo. il team FS. Secondo quello che può essere la nostra esperienza, corretto. Sì, ecco, sicuramente ci sono persone che lanceranno chilometri e chilometri più di noi, noi vi abbiamo portato quello che è per noi, ecco. La teoria, diciamo che grosso modo è quella, quindi siamo comunque soddisfatti del risultato. Siamo sicuri che più ci prendiamo mano, più arriveremo a distanze siderali e saremo più capaci anche nel farlo. Sì, più prestazionali, insomma, ecco, così. Sì. E niente, vi ringraziamo per la visione, se vi è piaciuto lasciate un like, a voi non costa nulla, a noi come al solito fa piacere vedere un buon riscontro. Professionista. E scriveteci qui nei commenti se avete guardato tutto il video, vi abbiamo buttato una chicca, se volete vi dico quel lago e mi fermo qui. Scrivetelo qui sotto nei commenti, se avete qualche dubbio scrivete, Luca, io o comunque Andre vi avremo premura di rispondervi e niente, ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Ciao ragazzi. Ciao ciao.